Ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo al Philips Stadium o Stadion, lascio sempre voi la scelta, di Eindhoven per PSV Valencia. Siamo subito qua, subito in match. E ragazzi, una piccola considerazione, mi dispiace per le bande nere, ma non riesco a toglierle perché non riesco a mettere i 21 noni su FIFA 16. Anche qua chiedo consiglio a voi, perché proprio non trovo la possibilità di farlo andare in 21 noni. Eccoli qua i giocatori. Player the watch, Ruud van Nistelrooy. Vai! E si va. Bisogna cercare di fare i 3 punti per chiudere la pratica primo girone. Bisogna capire se si parte dagli ottavi o se sono riusciti a fare addirittura diciamo i 4 gironi della seconda fase. Mi piaceva tanto così, scremava molto di più. Attenzione, vai. Bravissimo. Molto bene, subito a Mendieta. Blocca la difesa olandese con Faber. Colpo di testa errato. Almeno cazzo, ancora angolo. Ancora Mendieta. Ancora fuori però. Dopo 9 minuti si vede solo una squadra in campo, il Valencia Seaheath. Ocho. Roba nostra. Molto bene. Ancora Mendietone che se ne va. Però deve sbloccarsi Lopez, ragazzi. Ho troppo bisogno dei gol del Pioco, se no. Ma guarda come si è girato. Non pensavo neanche di beccarlo, sinceramente. Speriamo bene. Attenzione, mamma mia. Ho pensato per un attimo il cartellino rosso. Meno male. Attenzione Mendietone. Ocio Fioi. Attenzione a Ruud, ma sbaglia il passaggio. Brugink. Lopez bellissimo. Ed è regolare. Però Mendieta non fa della velocità la sua arma di seduzione numero 1. Angloma però anche la fisica di come viene trattenuta la maglia, robe così. Cioè, preferisco veramente questo ai giochi. Sicuramente l'hanno migliorato, ma rispetto a F14, FC24, mamma mia. No. No. Ok. Attenzione Van Bommel. Mamma, si ci graziano però. Un po' imprecisi. Ecco. Solite cagate kumendiane. Ruud. In curva. Diamo la suva. Bravo Claudio. Per Angulo. La sbaglia Angulo. Roba nostra. Bello, che madonna, per poco. Cosa fa il portiere? Non ci credo, l'ha presa. Oh. Sembrava stra in ritardo. Bravo Angloma. Ruud. Roba nostra, così. Mamma mia, Canizares mi ha salvato il difensore.
Ma guarda le cagate. Gol. Gol del PSV, incredibile. Errore colossale della difesa valenziana e punisce il PSV di Eindhoven con Koklov. Non possiamo perdere anche questo, li mettiamo in gioco tutti, cazzo, dopo 2 belle vittorie. Andiamo di offensiva. Sentite i tifosi olandesi incazzati neri. Madonna, 1-2 micidiale. 1-2 micidiale dell'Eindhoven. 1-2 micidiale dell'Eindhoven. Io spero che il Bayern vinca, almeno sono tutte. Almeno sono a 3. Mamma mia, deve vincere tutte il Bayern a sto punto. Che 1-2 micidiale. Brugink. Un fine di primo tempo a dir poco osceno. Dopo le prime 2 vittorie sembrava un Valencia tranquillissimo. Adesso non è più così. Sembra che il livello possa andare più che bene. Djukic ammonito. Attenzione, PSV scatenato, c'erano tutti tranne Van Nistelrooy, incredibile. Ocio. Eccolo qua, Rud. Eccolo qua. Detto, fatto. Van Gol, Van de Man. (3-0) ragazzi. Primo gol in Champions addirittura. Primo non ha fatto nessun gol finora. Pare che il PSV a 0 punti. Un PSV a 0 punti vince 3-0 al 46esimo contro il Valencia. Incredibile. Visto che per differenza reti non è certamente un bel risultato. Se il Bayern vince torna prepotentemente anche il PSV in corsa. Attenzione, Lopez sta dormendo. Lopez dorme. Non ho parole. Orinos. No, non ci credo, recupera. Attenzione. Gonzales. Mendieta bellissimo. Al Belda. Ma un po' per arrivare la palla dal Belda, però. Ci sta provando. Ha messo il PSV. Gioca veramente sul velluto. Attenzione, Carboni. Il piccolo Amedeo, signori. L'abbiamo detto. Il piccolo Amedeo. Bravo Anglo, ma non perderla, bravo Anglo. Ok, Albelda. Per Gonzales. Fuori gioco. Niente, l'è andata male, 2 sconfitte pesanti, questa molto inaspettata. Bravo Gonzales. Però poi, madonna, che passaggi che facciamo. No. Gran bomber. Partita veramente nata male. 4-0. Cioè PSV a 0 punti ci massacra così. Crollato il Valencia. Deve riprendersi anche la svelta, perché speriamo nella vittoria del Bayern.
Albelda. Ennesimo errore. Madonna. Affanculo, anche rigore. Niente, proprio il Valencia è scoppiato. Seconda munizione fuori anche Chili Gonzalez. Benissimo. Claudio, non Lopez, prova il rigore del 5-0. E lo sbaglio, almeno quello. Ecco, gol. Andate a cagare. Mamma mia. Cioè, ha preso tripletta da Koklov, è vero? 5-0. Mamma mia. Che batosta per gli uomini di Cooper. Mamma mia. Man of the match, Koklov, scatenato. Ci porta a casa il pallone. Guardalo. Purtroppo i Rangers hanno battuto il Bayern, quindi siamo 9-6-6-3. Non ci voleva questa. Siamo senza Chili Gonzalez, gioca Ilie. Mestaglia con già uno striscione. Hector, ti prego, non voglio perdere 5-0 anche con i Rangers. Mamma mia, che batostona. Non me l'aspettavo, vai, bisogna vincere oggi per rimettere le cose in chiaro. Ilie. Che botta l'orgoglio per il talentissimo. Bravo. Dai. Bravissimo Lopez, dai Lopez, Claudio! Subito Claudio! Dopo 5 minuti si sblocca il Pioco. Valencia 1, Rangers 0. Grandissimo Pioco. Mendieta ha fatto un gran passaggio, ma il Pioco, ragazzi, l'ha messa da autentico fuoriclasse. Bravo Pioco. Attenzione. Valencia molto incattivito dopo la sconfitta al Philips Stadium. Buono, buono, buono. Siamo 2 partite anche in casa da vincere. Vorrei vincere anche col Bayern, sinceramente. Possono subito il pareggio, grazie. Mamma mia, attraverso il Glasgow Ranger con Albert. Chi è Albert? Attenzione Lopez. Non la perde, no. Fallo, fallo. Fallo atrocissimo. Buono per Ilie. Ilie. Dai. E quando il Pioco si sveglia poi me ne fa 3. Buono.
Mendieta, Mendieta, Mendieta! Madonna, sembrava gol. Sembrava gol, sembrava gol. Deve veramente riscattare una prestazione troppo opaca in Olanda, troppo brutta per essere vera. Angulo, Angulo, Angulo. Peccato. No, 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 era meglio forse buttarlo giù. No, mamma mia. Mamma mia, che rischio. Occhio, gol. Dormita ancora di testa, gol. Incredibile. Wallace. Wallace pareggia. Impietriti. I tifosi valenziani. Lopez. Lopez sbaglia. Problemi difensivi adesso di questi ultime 2 partite per il Valencia. Una partita scoppiettante, mi aspettavo un 2-0. No, arriva l'1-1 di Wallace. Occhio. Mamma mia. Impietrito Cooper che vede la squadra in difficoltà. Guidi Cooper il Mestalla. Claudio. Claudio. Claudio, non ci credo. Buon primi 25 minuti, poi difficoltà. Dobbiamo giocare offensivi, rischiamo. Bravo, dai. Oh, cazzo, coi Rangers, però. Bravissimo. Vai. Molto bene. Calma, mettila da un po' di gioco. Boh. Non l'ho ben capita. Mendietone, Mendietone, Mendietone! Parata. E che roba mia. Mendietone. No! Cumulativo maledetto. I cumulativi maledetti. Fallo. Contro. Inaccettabile. Inaccettabile. Guarda che sbaglia. Ti prego, Angulo. Lopez, scusate, Lopez! Quando ne segna uno, poi ne fa 3. Di solito è così il Claudione. E intanto siamo a 2, butta giù la bandierina, Claudio. Non poteva sbagliare. Secondo gol in Champions. Vediamo se la filastrocca di Claudione Lopez si può avverare ancora o no. Tanto siamo di nuovo sopra.
Non subito ancora, però grazie. Fuori gioco, mamma, sì, però non si può soffrire così. Occhio. Tiro impossibile! Che traversa! Mi ricordo però sti tiri su FIFA, ciao, da fuori area. Mamma mia, per poco. Peccato. Però il gol avevo preso meno male fuori gioco. Porca miseria. Oh. Bravo Claudio. Bravo Claudio. Bravo Claudio. Tutti lisciano. Ma no, da darla di là. Dai, fischia, arbitro, fischia. Bravissimo. Albelda. Molto bene, ma è lunga per Farinos. Peccato. Mancano 5 minuti. Lopez. Lopez molto bene. Non prendiamolo adesso, grazie. Sbilanciatissimi Ranger. Sbilanciatissimi Ranger. Per poco Lopez ci regalava il terzo gol. Ottima vittoria, pesantissima. Torniamo secondi. Mamma mia, che dura. E ultima partita del girone. Teoricamente basta un punto. Anzi, senza teoricamente. Però cerchiamo di vincere, che la vedo dura poter andare, come si dice, primi classifica con la differenza reti che abbiamo, col 5-0 pesante, come un film di Fassbinder. Vediamo, tanto cerchiamo di passare, che non siamo sicuri di niente, bravi. Vai, Gonzales, recupera Kufur. Tarnat, grande Tarnat. Yarolim. Oh, Sofia. Tarnat. Attenzione Lopez. Lopez. Furisci. Bisillabo di infelicità. Oliver Kahn. Occhio. Bravo Canizares. Ma prendila.
Vai Mendieta. Vai Mendieta. Can. Che ha fatto i miracoli, Can all'andata. Occhio, gol. In curva. Salihamidzic, erroraccio. Ancora fuori. Partita stramba per il Mestai. Il Valencia sembra voler abbassare i ritmi per portare la partita in parità. Ok, benissimo. Vai. Di testa Lopez non ci può arrivare. Ok. Angulo. Calcio d'angolo. Di testa qualcuno. Lopez! Cos'è che manca l'appello? Kili Gonzalez, popò di giocatore a Valencia. Finisce il primo tempo. Basterebbe. Vediamo che combina invece. I Rangers vincono col PSV, quindi attenzione. Ah, se devo perdere quel 5-0 col PSV. Credibile. Mendieta lo mette in mezzo. Lopez! Recupera. Da far. Occhio. Dai Lopez, esce benissimo Can. Fantasmagorico Olli Can. Ed è nostra però. Diamoci una svegliata. Dai, sarebbe bello vincerla, anche per soddisfazione, più che altro che sia il primo posto del Bayern. È abbastanza granitico. Ecco, bello, grazie. No, no! Gol del Bayern. Gelato il Mestai. Gelato il Mestai. Di testa siamo scandalosi. Sempre Paolo Sergio. Calma. In questo momento con la vittoria dei Rangers siamo eliminati dalla coppa più bella, la Champions League. Vai, ti prego. Vai Lolo, perché so saltino che ti mi fai perdere te? Ma no. Grande Kili. No, il Kili, no! Non me lo puoi sbagliare così, Kili. Non ci credo, adesso devo farcela da pareggiare, fioi. I valenziani scioccati. Mendieta, bellissimo. Lopez.
Lopez! Lopez! Sulla linea non ci credo. Sulla linea non ci credo. Non puoi dare il fallo. Ah, sarebbe stato mio, lo sbaglia però Anglomà. Non posso subito sbilanciarmi completamente, però non ci voglio credere. Siamo fuori dalla Champions al primo turno col Valencia finalista. Nella realtà ero straconvinto di passare agevolmente dopo i 6 punti nelle prime due. Poi guarda come perdono tempo. Che schifo. Ultra attacking. Non ci voglio credere. Guarda. No, non potete perdere. Ma fate schifo, cazzo. Ma siete già passati prima. Ma che cazzo volete da noi? No, bah! Non la tocco più. Non la tocco più. 10 minuti che non la tocco. Incredibile. Dai. Sentite i tifosi valenziani intonano Valencia. Lopez si è mangiato un gol fatto. Mendieta entra in area. Ti prego Lopez. La pareggia su azione sublime di Mendieta. È il Pioco. Genialata mendietiana. La mette in mezzo e non può sbagliare Lopez, che si è svegliato sul più bello. Boom, guardate la magia. Meno male, Salihamidzic piange. Mi è già passato, cazzo vuole. Bilanciata. Grande Mendieta comunque. Ancora Gaizka. Ancora lui. Per Lopez. Achili. Addirittura vuole vincere la Valencia adesso. Farinos. No, ma è corner. Mendieta. Uno dei nostri, niente. No, il contropiede. No. Che schifo. Non ha tirato, incredibile, per il rigore forse. Non ci credo. Vabbè, questo è rosso ovviamente. Anglo va fuori, spero fuori dalla linea. Incredibile, non ho parole. Cioè, veramente era un gol fatto. Calcisares. Ma che errore, Fioi. Aspetta, ultra difensiva. Il Valencia piange. Ma non so, mi ha graziato Paolo Sergio Elber, non ho visto chi. Siamo al secondo turno, mamma mia. Grazie. Madonna. Vediamo i Rangers, hanno vinto i Rangers, eravamo fuori, madonna. Che miracolo. E si va, e c'è il secondo girone, ragazzi. Cosa hanno creato sti qua? Abbiamo Lazio e Real Madrid, però sarà un po' dura, credo. Lazio, Feyenoord, Real Madrid, Valencia, Milan, Sturm Graz, Dortmund, Bayer Leverkusen, può passare il Milan, Leverkusen, Lazio, Dinamo Kiev e Maribor. Ancora la Lazio li trova incredibile. Arsenal, no, ma che cazzo sto facendo? Ci sono i gironi su. Aspetta, per farmi ragionare. Ok, adesso ci siamo, scusate, perché serve ancora. Ah, perché hanno fatto così, quei gironi vuoti erano in effetti questi qua. Ok, siamo capiti. Ci siamo. Chelsea, Spartak Mosca, Arsenal, FC Porto, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United, Bordona, vabbè. Ma ragazzi, avete visto questo girone? Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e Bordona. Lazio, Feyenoord, Real Madrid e Valencia, durissimo. E Milan, Sturm Graz, Dortmund, Bayer Leverkusen. E si gode. Bello, andiamo a vedere la classifica a capo e mettiamoci anche cannonieri. E chi c'è in testa? Lui, Andriy Shevchenko, Henry Raul Dugarry,
Ballack, Kluivert, York, Batistuta, cioè capite? Ma vedete i giocatori che c'erano una volta? No, questo non è i boomer o non boomer, ma i campioni di una volta erano un'altra cosa. Raga, un saluto dal Comendone, veneziano. Ciao!